minuti. Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di lunedì 7 febbraio 2022. La Regione Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in tutti i terreni boscati con cespugli e con vegetazione spontanea, e dentro la distanza di 100 metri sono vietate le accensioni di fuochi e in generale le operazioni che potrebbero creare pericolo o alimentare un rogo. Questo a causa della prolungata siccità che sta attanagliando il Veneto e la provincia di Belluno. Una delle due porte da calcio di Velta è spaccata, solchi profondi sul terreno di gioco e tanta amarezza lasciata nei piccoli e giovani utenti nel campo. È il bilancio di una domenica mattina che non può essere normale a Castione. Ignoti, nottetempo, tra sabato e domenica hanno danneggiato il campo di allenamento attaccato all'impianto sportivo della locale squadra di calcio. I vandali hanno approfittato del buio, hanno aspettato che finissero gli allenamenti del sabato, poi sono entrati in azione. Nessuno ha visto o sentito nulla, difficile dare una quantificazione materiale ai danni. Di sicuro il gesto compiuto insensato e inutile fa più male. Giornata di montagna finita all'ospedale per un 56enne di Limana. L'uomo infatti è caduto battendo la testa e ha concluso l'escursione all'ospedale con un trauma cranico. È successo domenica 6 febbraio a Cortina, dove l'escursionista si trovava con la moglie e alcuni amici. Stava scendendo lungo la strada che dal lago Datal porta a Pianozez quando ha trovato una lastra di ghiaccio. Ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. L'impatto è stato violento anche perché l'uomo ha battuto la testa. L'allarme è scattato immediatamente, la centrale del SUEM ha allertato il soccorso alpino di Cortina. Una squadra è salita con il quad e ha prestato le prime cure. Poi il 56enne è stato caricato a bordo e trasportato all'ospedale per i dovuti controlli. Spostiamoci in Comelico, l'obiettivo è togliere la valle dall'isolamento, tutto questo con il collegamento scistico Padova-Pusteria, tenendo alta l'attenzione sulla chiusura della galleria Comelico e portando avanti un ambientalismo elastico perché i comeliani sanno bene come rispettare la natura, abitandoci. Lo spopolamento fa molto più male all'ambiente e con questi propositi è nata sabato 5 febbraio in via ufficiale ACN, l'associazione Comelico Nuovo. Primo presidente è Francesco De Bettin, noto imprenditore della valle che ha lanciato sui social i pilastri del gruppo. In realtà ACN era partita da un'idea qualche settimana fa, poi si è concretizzata e adesso punta a tenere i riflettori ben piazzati sui temi prioritari del Comelico. Anche quest'anno il Carnevale sarà celebrato in formula ridotta dopo le ultime restrizioni che hanno detto stop a eventi che comportano assembramenti di persone anche all'aperto, ora estese fino al 10 febbraio. Le Proloco bellunesi non si sono neppure messe a lavorare per i tradizionali cortei di maschere e mascherine di questo periodo. Addio dunque per il secondo anno ad Arlecchino, pantaloni alla consueta satira politica, se non in formula ridotta o posticipata. È caso della Proloco di Sedico che potrebbe spostare tutto in primavera. Passiamo allo sport, calcio, Serie D, brividi per il ritorno in campo nel campionato di Serie D a distanza di 46 giorni dall'ultima gara ufficiale. Brividi per la risposta, il calore del pubblico accorso a Sedico, apparso sempre più legato ai colori della formazione bellunese. Una prova di alto spessore, quella della Dolomiti Bellunesi al cospetto della terza forza del campionato. Ha infatti imposto il pareggio per 1-1 alla Luparense nonostante lo svantaggio iniziale e una condizione che, gioco-forza, non può essere ancora ottimale. Il quarto pari stagionale vale l'ottava piazza in graduatoria, ma con 2 gare in meno. E adesso spostiamoci a Pechino. Stefania Costantini e il compagno Amos Mosaner non si fermano più alle Olimpiadi di Pechino. L'Italia è semplicemente perfetta nel doppio del curling e il merito è anche dell'atleta ampezzana, capace di regalare emozioni e di rendere bollente il ghiaccio. Gli azzurri infatti infilano la 6ª vittoria su 6 incontri disputati. Sono l'unico team finora imbattuto in questi giochi invernali. Nella giornata di ieri Costantini e Mosaner sono riusciti a superare 7-3 l'Australia e 7-5 i campioni del mondo in carica della Gran Bretagna. Il biglietto per la semifinale è già obliterato e sognare una medaglia è più che legittimo. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.